Ecco che fine hanno fatto i famigerati banchi a rotelle, voluti tra non poche polemiche dall'ex ministro Azzolina. Al macero. Ha fatto il giro dei social la foto dell'imbarcazione con circa 40 di questi banchi del liceo scientifico Benedetti in fondamenta a Santa Giustina a Venezia, rimasti in magazzino fino ad ora. Foto condivisa da molti esponenti politici, in primis il deputato leghista Bazzaro. L'ennesimo fallimento dell'ex, fortunatamente ex ministro Azzolina, 217 euro a banco, 95 milioni di euro di spesa per questi banchi a rotelle che nella maggior parte dei casi sono rimasti inutilizzati e che oggi addirittura vengono smaltiti e buttati al macero. Io credo che ci sia la necessità immediata che l'ex ministro risponda in Parlamento per le sue azioni, ma soprattutto ci spieghi se c'è stato un danno erariale, cioè se i contribuenti italiani hanno speso soldi inutilmente. Banchi che tra l'altro risultano oltretutto anche scomodi per gli studenti. Non solo scomodi e quindi spesso inutilizzati negli istituti scolastici, ma addirittura c'era la problematica relativa allo stato ignifugo di questi banchi e con il rischio che prendessero fuoco. Insomma, un fallimento totale. Anche Fratelli d'Italia ha detto la sua. Quella foto è la testimonianza di un fallimento e di un danno per le casse dello Stato, il commento del consigliere regionale Speranzon. Mentre l'assessore comunale Boraso ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti e non è l'unico. Andremo anche avanti fino alla Corte dei Conti per appurare eventuali danni erariali commessi nei confronti dei cittadini italiani. Banchi gettati insieme a centinaia di lotti di mascherine inutilizzabili. Oggi, a un anno e mezzo di distanza, vediamo i costi e soprattutto la gestione fallimentare che queste persone hanno attuato durante la pandemia Covid. Quello che chiediamo è chiarezza e soprattutto che se c'è stato un danno a scapito dei contribuenti e del portafoglio degli italiani, qualcuno ne risponda politicamente. E mentre la dirigente scolastica del liceo non parla, lo fa la ditta incaricata allo smaltimento. La scuola ha tentato di regalare questi banchi a vari enti, hanno detto, ma nessuno li ha voluti. È oltretutto ridicolo e dannoso che il ministro accusi gli istituti scolastici andando a scaricare sui presidi la responsabilità delle sue scelte sbagliate. La nostra volontà è di fare chiarezza sulle responsabilità politiche. Azzolina era ministro, ha scelto scientemente di acquistare a 95 milioni di euro, ripeto ancora, questi banchi. Se questo è stato un fallimento è lei che deve rispondere e non come sta facendo scaricando su chi ogni giorno lavora per dare ai nostri studenti le soluzioni migliori di continuità all'interno dei presidi scolastici.